Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Siamo in diretta, ve lo ricordo, quindi potete come sempre intervenire, fare le vostre osservazioni o domande oppure mandare i vostri messaggi. Argomento piacevole quello di quest'oggi perché non puntiamo sospetti deleteri dell'esistenza come spesso purtroppo ci tocca, ma andiamo a guardare a prospettive, anche a situazioni che si sono realizzate, ma con occhio propositivo. E parliamo quindi dell'andamento del settore turistico nell'area del veneziano, di iniziative, di tutto quello che si cerca di fare per muovere questo settore, questo comparto, che è veramente strategico per la nostra economia. Ci sono purtroppo delle situazioni di difficoltà, degli elementi dei quali ovviamente gli operatori del settore risentono, debbono essere rimossi. Vedremo anche quali sono le istanze che vengono fatte al mondo della politica perché in qualche modo agevoli certi percorsi, e vedremo anche quali sono le vostre eventuali proposte per trovare soluzioni migliori. Ne parliamo con i nostri esperti, quindi ben ritornato al direttore dell'AVA Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa, grazie di essere qui con noi nuovamente. Grazie a voi per l'invito. E quindi rappresenta il settore alberghiero di questo territorio. Ben arrivata anche a Stefania Stea, consigliera dell'AVA, responsabile promozione e tra l'altro si occupa anche di un hotel molto rinomato nel territorio e di conseguenza anche esperienza diretta. E ben arrivato anche a Daniele Pilla, direttore Venezia Sì. Grazie, praticamente operativo per quel che riguarda tutto l'ambito promozionale, insomma, promozionale e commerciale, esatto. Allora, vediamo un attimo di fare un po' una panoramica chiara di quel che è il comparto, perché voi avete più volte, vi siete pronunciati, avete manifestato un certo tipo di sensazioni. Qual è la situazione attuale, anche in prospettiva poi di un'apertura nuova della stagione? Beh, Venezia, devo dire la verità, è una grande capitale internazionale del turismo, circa 28.000 posti letto, la metà in strutture alberghiere, un'altra metà in strutture ricettive extra alberghiere, si va dall'affittacamera alla casa di ospitalità religiosa al bed and breakfast. È una città che bene o male lascia spazio a tutti e consente a tutte le tasche di essere presenti, quindi si va dall'hotel di lusso, del 5 stelle lusso, fino al bed and breakfast dove tutti possono evidentemente accedere. E quindi è una città molto bella, ha dei problemi gravi di gestione dal punto di vista turistico, nel senso che da sempre noi abbiamo evidenziato che esiste un turismo che va regolato, nel senso che esistono dei flussi che a volte rendono difficile la vita in città e bisognerebbe spalmarli questi flussi, nel senso che le manifestazioni dovrebbero essere probabilmente concentrate non soltanto nel periodo della primavera-autunno, quando c'è la Biennale, quando ci sono le grandi mostre, quando c'è la mostra del cinema, ma anche concentrarle nel periodo invernale, quando Venezia è sostanzialmente semivuota. Queste cose voi le subite oppure siete anche parte attiva, cioè potete essere anche propositori di iniziative per avere un'apertura tutto l'anno? Noi abbiamo sempre dato la nostra collaborazione all'amministrazione comunale, ma è evidente che ci vuole un allenatore per una squadra di calcio e l'allenatore non può essere che la pubblica amministrazione, non può essere che l'assessore al turismo. Però con questo assessore al turismo devo dire la verità che la collaborazione c'è, esiste e sono certo che si può iniziare a dialogare. Certo non è semplice, soprattutto in un momento come questo dove la carenza di denaro blocca nuove iniziative, i tagli alla spesa pubblica sono stati feroci, lo sappiamo tutti anche sulle nostre tasche e sappiamo tutti che evidentemente i comuni sono stati quelli tra i più colpiti. Allora il fatto che sia stata introdotta una tassa di soggiorno non ci vede favorevoli, ma almeno una delle forti richieste che faremo prossimamente al Sindaco di Venezia è che una parte di questi soldi vadano destinati proprio nell'organizzazione di eventi, nella promozione della città, nel periodo invernale, soprattutto quando la città è completamente vuota. È incredibile, Venezia vive dei momenti in cui non c'è una camera libera, probabilmente lo vivremo questo momento a giugno quando ci sarà l'inaugurazione della Biennale, e ci sono altri momenti come a gennaio ad esempio quando il tasso di occupazione degli hotel è del 30-35%, e cioè sono praticamente vuoti. Ecco, ma questo è legato anche a dei messaggi che, adesso vedremo anche un po' dettagliare quelle che sono le tipologie di turisti, da dove provengono, è sempre anche interessante verificare il genere di frequentazione degli hotel. È dovuto un po' a messaggi promozionali che all'estero veicolano in un certo modo?
E quindi si tratta di fare un certo tipo di promozione, forse la domanda però è più penso che sia lui la persona più adatta sotto questo aspetto. Un certo tipo di promozione, veicolarla diversamente, cioè io faccio un esempio, sono stata alla BIT a Milano e hanno puntato per alcuni paesi in modo particolare, perché l'Italia quest'anno era abbastanza sottotono, poveretta. Ecco, cioè, ero un po' triste, ma vedevo altri paesi, alcuni paesi stranieri che hanno puntato moltissimo sulla destagionalizzazione, per cui una primavera, l'autunno, offerte particolari, sono stati molto molto pressanti su certe cose, effettivamente illuminando chi ha la possibilità di prendersi delle ferie in certi periodi e quindi risparmiando molto. Però l'Italia invece dà messaggi molto, magari diversi, si punta in certi periodi per incentivare e magari non in altri. Può essere questo un errore oppure secondo lei sta da altre parti? Ma forse c'è un'abitudine degli italiani a non considerare questo. Io credo che gli italiani siano abituati un pochettino in modo schematico a farsi le ferie in agosto, la settimana bianca, eccetera. Quindi forse siamo noi che ancora non abbiamo imparato a invogliare la potenziale clientela estera a venire anche in periodi di bassa quindi legati stagione. dalle nostre Questo abitudini. Può essere, sì, diciamo che forse non è in assoluto il motivo dominante, però potrebbe essere una ragione valida. Io credo di sì. Lei sa meglio di me, per esempio, che se lei viaggia a settembre-ottobre trova per esempio molti tedeschi che si muovono, perché i tedeschi hanno una stagionalità anche nella loro vacanza. L'italiano d'abitudine tende ad andare sempre nello stesso periodo e forse anche la mentalità di offrire la vacanza in certi periodi è rimasta un pochettino radicata. Credo che dovremmo cambiare anche da questo punto di vista. Sì. Quindi c'è un margine effettivamente? Secondo me ce n'è parecchio, sì. L'incoming potrebbe essere potenziato a questo punto con nuovi mercati che si stanno aprendo, dove c'è maggior disponibilità? Ritengo proprio di sì, anche perché ha ragione il dottor Scarpa quando dice che noi in qualche modo in questo momento qui siamo un pochettino in alcuni periodi in veramente altissima stagione, ci vorrebbero forse il triplo delle camere che la città di Venezia offre, e in altre veramente gli alberghi fanno fatica veramente ad arrivare al 50%, 40% di occupazione. Quindi io credo che sia il principal modo da individuare mercati nuovi e poi puntare veramente sui periodi di attuale bassa stagione, che poi bassa stagione evidentemente non sarebbero più. No, infatti non lo sarebbero più, ma è lei che poi se ne intende perché lavora dentro particolari offerte, perché poi l'aspetto economico per quanto riguarda il mercato nazionale sappiamo benissimo di cosa si tratta, per quel che riguarda il mercato Europa è ugualmente importante, a parte paesi che stanno crescendo, quindi nuovi ricchi che vengono, tipo non so l'India o esatto, anche il Brasile, la Cina, però la Cina è da prendere sempre con grande attenzione, abbiamo un po' di problemi con i permessi, i visti per poter venire qua, il sistema di visti è molto lento, quindi riescono a ottenere il visto più velocemente transitando per altre nazioni, per altri paesi, piuttosto che, ecco, per cui lì sono un po' rallentati. Di sicuro ci sono per esempio i brasiliani, è un mercato in ascesa, bisognerebbe studiarli un po' meglio, quindi capire meglio le loro esigenze e studiare qualcosa ad hoc per loro. Ecco, brava, io volevo dire proprio questo. Forse si tratta anche di modificare il modo con cui si viene a proporre determinate offerte. Assolutamente sì, ma bisogna anche che l'intera città, non è solo un discorso di albergo, ma proprio dell'intera città viviamo di turismo, Venezia vive di turismo, quindi comunque adattarsi a quelle che sono le richieste proprio del turista. Faccio un esempio, arrivare all'aeroporto di Tessera dove viene richiesto di mettere €1 dentro il carrello, ci sono paesi, cioè tu arrivi mettiamo dalla Cina, ma difficilmente hai l'euro in tasca pronto per mettere sul carrello, ecco, bisognerebbe, o anche la segnaletica, farla nelle lingue agevolando quindi l'arrivo proprio da quando scendono dall'aereo a quando arrivano in albergo e ristorante, quindi dare proprio una serie di servizi, incentivare e migliorare i servizi che già ci sono, per esempio questo già sarebbe un primo step, e poi comunque appunto offrire fare delle offerte diversificate anche per non solo nazionalità ma anche proprio per categorie, per interesse.
Certo, ecco direttore, una cosa anche così, delle osservazioni, alcuni paesi in modo particolare, faccio l'esempio l'India che sta crescendo molto, e nuovi ricchi anche interessati a viaggiare, però con famiglie, come anche i paesi del mondo musulmano, gli Emirati Arabi anziché l'Oman eccetera, parlando con persone che conosco che vivono in quelle realtà, che hanno anche delle responsabilità di un certo tipo aziendali, dicono che certe volte l'Italia piace, è attrattiva, ma viene disdegnata perché appunto c'è un problema anche di logistica alberghiera, ovvero, e questo lo sappiamo se andiamo anche all'estero, le stanze da noi sono un po' piccoline, loro si sono abituati a spazi molto più grandi, cioè la ricettività alberghiera, se non si sale veramente a certi livelli, non è quella a loro gradita. Siamo in una città storica, quindi la città storica la prima cosa che bisogna fare è rispettare i palazzi all'interno dei quali c'è l'hotel, per cui non è che si possono sventrare per fare le metrature richieste. Però devo dire la verità che grazie al fatto che sono sorti nuovi hotel anche dal 1999 ad oggi, molti dei nuovi hotel che sono stati approvati dal Comune di Venezia e quindi hanno aperto i battenti, si sono un po' adeguati a questa richiesta, nel senso che c'è stato un processo di apertura di camere anche di maggiore dimensione e numerosi hotel, per adeguarsi poi alla concorrenza, perché questo crea anche concorrenza, hanno deciso di diminuire la capacità ricettiva abbinando delle camere e quindi anche ampliando quelle che sono un po' queste richieste. Sì, per cui poi alla fine si va incontro, anche certo è chiaro che se uno deve fare un albergo a Dubai nel pieno deserto evidentemente può fare diverse. quello che vuole, da noi invece bisogna rispettare ovviamente, giustamente a mio modo di vedere, delle normative di carattere. D'altro canto la città è così bella che merita magari il sacrificio di una stanza un po' più piccola e il servizio, la qualità del servizio alberghiero è sempre di livello elevatissimo e compensa l'eventuale metratura della stanza. Ecco, a questo proposito prima avevamo parlato della tassa di soggiorno, c'è qualche novità proprio di oggi? Sì, c'è una novità proprio di oggi, una novità sgradevolissima, nel senso che dando in maniera, a mio modo di vedere, eccessivamente veloce, dando il via a un parere della Corte dei Conti che sostiene che gli albergatori sono agenti riscossori e quindi sostanzialmente quasi pubblici ufficiali quando raccolgono la tassa di soggiorno. Il Comune di Venezia ha dato via oggi a un'operazione non concordata con l'associazione di categoria, con le associazioni di categoria, in cui sostanzialmente si dà conto di questa nuova normativa e dall'altro lato però non si danno le istruzioni pratiche per metterla in essere, per cui questo si tratta degli albergatori di adempimenti burocratici ulteriori, ulteriore carta, registri, e in questo momento non siamo in grado neanche di dire ai nostri soci come si tengono questi registri perché non esiste alcuna normativa di riferimento. Cosa avviene? No, siamo i primi, siamo sempre i primi purtroppo, sì, infatti per quello dicevo il Comune di Venezia, essendo una cosa nazionale andava gestita a livello nazionale con un regolamento di esecuzione, invece il Comune di Venezia, posto il fatto che ha necessità fameliche di denaro evidentemente, posto il fatto che alcune strutture di minori dimensioni, penso bed and breakfast, non hanno riscosso la tassa di soggiorno, per riscuotere anche questa piccola parte di evasione si è inventato questa nuova procedura che non ha però la maniera di essere applicata e non solo, ma per andare a recuperare una piccolissima evasione in realtà, che è quella di bed and breakfast marginali e di qualche ostello e via dicendo, hanno anche inventato un onere burocratico in più per gli albergatori, cioè la tenuta di 2 registri in più, e questa è una follia in questo momento in cui le imprese sono gravate da tasse, l'unica maniera, tasse che a volte sono incomprimibili, l'unica maniera per agevolare le imprese e dare un riscontro al fatto che si vogliono agevolare le imprese è proprio quello di diminuire la burocrazia, non quello di aumentarla. Adesso ci troviamo con 2 registri in più, 2 registri in più significano persone che devono tenere il registro, significa quindi costi perché dobbiamo pagare gli stipendi a queste persone, magari dobbiamo assumere per tenere il registro della tassa di soggiorno, dobbiamo assumere una persona. Ecco, la burocrazia, ringraziamo la burocrazia che ancora adesso mette in difficoltà Che cosa ne dice, consigliere, lei che poi ci lavora anche costantemente? Assolutamente è demotivante. Nonostante le richieste che voi avete fatto ben precise di sburocratizzare tutti questi processi, eccetera.
Sì, anche perché spesso può succedere che anche che sia il cliente stesso che non voglia pagare, per fortuna succede raramente, però può succedere anche che il cliente si rifiuti di pagare la tassa di soggiorno perché non la trova motivata, nel senso uno dice pago già tanto, pago tutto tanto, perché devo pagare un'altra tassa? E tu gli dici sì, in alcuni stati addirittura quando vai e ti fanno, perché questa tassa esiste anche in altri stati tipo in Canada o così, ti danno un pezzo di carta dove tu puoi dare la preferenza alla destinazione di questa tassa, per cui tu dici non so, preferisco il restauro di una chiesa se non... E già questo sarebbe, tu dici do un piccolo contributo a fronte di un domani torno e mi trovo quel monumento, quella cosa. Qui invece viene data ma non si sa dopo dove venga investita, per cui... Chi li prende questi? Cioè, dove vengono investiti questi soldi? Allora è demotivante anche sia per chi li deve incassare che per chi li deve, soprattutto per il turista. È una tassa di soggiorno che è il turista che la versa, per cui insomma, e comunque sì, assolutamente è un costo enorme perché abbiamo dovuto modificare tutti i sistemi informatici degli alberghi proprio perché non era prevista questa tassa. E dopodiché c'è tutto un discorso di registrazione manuale, di controllo che insomma è... Quant'è l'importo attuale? Sostanzialmente €1 a stella, che però in periodo invernale diminuisce e poi in zone periferiche di Venezia diminuisce perché Mestre è diversa. €5 a persona. A persona, sì, non sono poche, non sono poche, voglio dire, non sono poche. Ma pensiamo a un 3 stelle, una famiglia normale italiana che va in un albergo 3 stelle, voglio dire. Sono €12 al giorno. Sono €12 al giorno, cioè Insomma, 24.000 delle vecchie lire. No, assolutamente. Alcune strutture, non però in Veneto, si sono prese carico della tassa di soggiorno decurtando dalla tariffa originaria, insomma. Come alcuni, quando è aumentata l'IVA, alcuni negozianti si sono sobbarcati l'aumento dell'IVA diminuendo il prezzo del prodotto. È fastidibile questo? Per noi è praticamente impossibile per due motivi. Prima di tutto perché la prenotazione alberghiera dal prezzo finale, quello che paga il cliente, intanto andrebbe depurato dall'IVA, però depurata l'IVA, l'albergatore ci paga su una commissione che può variare tra il 20 e il 35% al portale di prenotazione alberghiera. Paga per di più, siccome la gran parte, il 100% dei pagamenti ormai viene fatto con la carta di credito, paga una commissione alla carta di credito che può essere variabile tra un minimo dell'1% ad un massimo del 4%, per cui fatta la somma di queste cose, vede già che del prezzo finale all'albergatore rimane pressappoco sì e no la metà di quello che incassa, per cui andare a pagare una tassa di soggiorno anche di queste dimensioni, poi fossero lo 0,50, anch'io quando vado in Austria a volte capita che l'albergatore, non sempre, ti tolga la tassa di soggiorno, ma qui stiamo parlando di 0,50 euro a stanza, voglio dire, 0,50 a stanza, allora, qui parliamo di 3, 4, 5 euro a persona. È rilevante, purtroppo comunque sì, effettivamente. Allora, torniamo su questi discorsi, vediamo anche di parlare di percorsi che sono promossi, che possono essere molto interessanti, lo facciamo subito dopo la pubblicità. Allora, parliamo con lei un po', direttore di promozione e quindi anche del sito. Vediamo un po' di il vostro sito, esatto. La promozione è un aspetto importantissimo perché ovviamente da questa nascono gli interessi, si sviluppano le opportunità anche diverse. Beh, noi siamo partiti con un grandissimo lavoro di studio della situazione. Molti in Italia, ma anche all'estero, stanno cercando di vendere camere con questi nuovi portali che stanno sorgendo come funghi. Abbiamo però scoperto che in realtà il meccanismo è un pochettino più complesso di quello che all'apparenza può sembrare, e soprattutto che la competizione è feroce. Quindi abbiamo fatto uno studio veramente capillare che è durato parecchio tempo, nel frattempo siamo anche nati, siamo cresciuti, però abbiamo fatto quasi 2 anni di studio capillare della situazione, dopodiché siamo usciti, adesso finalmente il nuovo portale è nato e noi grazie a questo, grazie all'Associazione Albergatori di Venezia, che è la nostra casa madre, stiamo iniziando le vendite online in modo veramente importante. Diciamo il sito così chi è incuriosito può anche vederlo. Sì, è www.in-venice.com.
Perfetto, qua stiamo vedendo, se non sbaglio, l'home page, no? Questa è l'home page, sì, è il nostro portale. Che cosa presenta sostanzialmente? Quali sono un po' le opportunità? Sì, tra l'altro il Canigra Lagoon Resort sono mi sembra che è il suo. Cioè, che cosa si può fare attraverso questo sito? Che tipo di garanzie dà? Perché dopo parleremo anche del problema delle truffe online che è abbastanza frequente e delle delusioni di molti, e quindi che tipo di garanzie? Diciamo che questo sito innanzitutto ha una certificazione che viene data dall'Associazione Albergatori di Venezia, che non mi pare cosa da poco evidentemente. Quindi voi Noi garantite che le prenotazioni sono reali, che gli hotel esistono, ci sono quelli che ma anche la qualità, perché se dopo uno reclama presso di noi, quindi evidentemente. Poi non sto adesso a tediare il pubblico con i meccanismi che ci sono all'interno, perché evidentemente sono cose abbastanza complesse che sfuggono anche al sottoscritto, quindi evidentemente. Però noi abbiamo voluto fare una cosa diversa dagli altri. È vero che lo scopo alla fine è quello di fare commercio, di fare business, perché credo sia doveroso, però abbiamo voluto dare un servizio in più che normalmente gli altri non danno. Il portale permette di prenotare le camere, cosa principale, sicuramente il nostro core business, però è innanzitutto una vetrina sull'informazione veneziana. Noi diamo informazioni di tutti i tipi ai potenziali clienti. I nostri clienti possono venire a Venezia vedendo il portale e traendo dal portale stesso delle informazioni importantissime. Nel portale è scaricabile la nostra rivista. Noi produciamo anche una rivista che esce mediamente ogni 2 mesi e che dà le informazioni su quel periodo all'interno della città. La distribuiamo in circa 100.000 copie durante l'anno a tutti i visitatori della città. Quindi chi acquista la camera da noi ha poi anche questo supplemento. Inoltre il fatto di comprare una camera da noi, alla certificazione dell'Associazione Albergatori, ha anche la possibilità di ricevere ulteriori informazioni al momento della visita in città. I nostri clienti prenotano la camera, siamo in grado di andarli a prendere a New York, ad esempio, o in Brasile, speriamo di vederne molto presto, in Brasile, e di portarli fino a Venezia, accompagnandoli fino alla portineria dell'albergo. Siamo in grado di vendere biglietti dei trasporti, di trovare taxi finalmente, questa è una cosa veramente importante, perché effettivamente il disagio, se ne parlava di tanti turisti che vengono dall'estero, è proprio questo, cioè il non avere un servizio integrato dall'euro giustamente all'aeroporto, che però provoca veramente degli sconquassi di non poco conto, perché poi molti aeroporti internazionali, vi dico la verità, che non devi pagare nulla per il tuo bel carrello, ce l'hai tranquillo, pronto ovunque, eccetera. A qualsiasi tipo dicono, in Italia si paga tutto, anche lo spostamento di qualche metro, cioè, è tutto un pagamento ulteriore, per cui alla fine non riesci più ad avere una tranquillità, se non con tanti step difficili di organizzazione, cosa che all'estero viceversa non avviene. Uno fa la prenotazione, già l'hotel molte volte ti offre l'accompagnamento, la venire a prendere, servizio di andata e ritorno con chiamate in camera, cioè, questo è molto significativo per chi è abituato diversamente, magari l'italiano sa che si deve arrangiare. Sì, deve anche considerare che in più c'è anche la particolarità della città, perché Venezia non è Roma. Roma si arriva all'aeroporto, si prende un taxi, può sembrare semplice, il trenino, si arriva tranquillamente all'albergo in qualche modo, o comunque in modo non diverso da come potrebbe essere Londra piuttosto che Parigi. Venezia è un pochettino più complessa. Sì, l'aneddoto che va di più a Venezia è quello del cliente che arriva ai nostri uffici, perché noi abbiamo tre punti di welcome desk in città, all'aeroporto, alla stazione e a Piazzale Roma, quindi nelle 3 porte di entrata della città, e il cliente si avvicina al nostro ufficio e chiede alle nostre impiegate come arrivare in Piazza San Marco con la macchina, per esempio. Addirittura? Sì, succede almeno 3 volte al giorno. Non Piazzale Roma, Piazza San Marco. Qualcuno se ne va via anche abbastanza sconcertato e un po' seccato dal fatto che pensa addirittura che lo prendiamo in giro quando gli diciamo che non è possibile. Che nazionalità? Un po' di tutto, a volte purtroppo è capitato con qualche italiano, però adesso speriamo sia il caso. Esatto. Succede anche quello, quindi noi vogliamo dare informazioni a 360 gradi e siamo in grado di offrire tutto, dalla partenza da casa sua, quindi anche il biglietto aereo e quant'altro,
e fino al ritorno a casa. Ecco, questo è molto importante. Ci sono dei percorsi, non so chi di voi me li può raccontare, ecco, esatto, su cui mi piacerebbe puntare l'attenzione, i cosiddetti percorsi di Wagner, di che cosa si tratta? Vediamo anche se possiamo cliccare, questa volta andiamo però a un altro sito, parliamo sempre di siti di promozione, ma quello degli albergatori di Ava. Sì, sul sito di Ava News appunto c'è un link con il quale si ha accesso sia alla mappa che nel dettaglio di questi 5 itinerari. Ecco, qua vediamo la pagina, l'home page sempre dell'Associazione Veneziana Albergatori, dove vengono appunto promossi questi percorsi, che sono percorsi, ecco, raccontiamo un attimo di che allora l'idea sono. nasce dal bicentenario della nascita di Wagner. Ecco qua, questa è la piantina. Esatto, l'idea appunto è partita da volevamo fare qualcosa per questa ricorrenza, abbiamo preso contatto con gli assessorati al turismo delle città di Lipsia e Bayreuth. Magari chiedo della regia se mi mettono alle spalle sul video wall la cartina, così la teniamo presente. E da lì appunto l'idea di fare dei percorsi e di unire queste 3 città facendo dei percorsi. In effetti anche loro hanno fatto lo stesso prodotto per quanto riguarda la città di Lipsia e Bayreuth, cioè hanno creato delle mappe con degli itinerari e anche con l'informativa di tutti gli eventi a questo collegati. Benissimo. Sì, è una piantina molto ricca. Da qui appunto l'idea proprio di far ruotare queste 3 città, proprio perché Venezia era la città di cui Wagner era innamoratissimo, per cui lui amava tantissimo, lui soggiornò ben 6 volte, 6 soggiorni parecchio lunghi, uno quasi di un anno. E questi soggiorni furono inizialmente da lui in un diario che si chiamava La mia vita, relazionati in maniera molto dettagliata e anche alcune volte in maniera anche molto simpatica. Furono poi continuati. Ecco, che sarebbero quelli segnati nelle Allora, foto. praticamente sono 5 itinerari che ricoprono tutta Venezia. Sono dei itinerari molto facili che si possono tranquillamente fare a piedi. Uno per esempio sul Canal Grande, quindi in questo caso si potrebbe anche prendere il vaporetto dell'arte o i mezzi pubblici comunque e transitando per il Canal Grande vedere alcuni palazzi che appunto dove o Wagner soggiornò o comunque collegati con la sua Ma vita. sono visitabili in qualche modo? Alcuni sì, alcuni sono alberghi, per cui per esempio c'è l'Hotel Danieli perché lui soggiornò all'Hotel Danieli. Un punto importante è il Casinò, proprio perché lui soggiornò lì, vi morì anche. Sono descritti un po' i percorsi. Esatto, Cavedrani in Calergi, dove lui soggiornò e morì, per cui lì addirittura l'associazione Richard Wagner ha anche allestito un museo, quindi anche questo museo su richiesta è visitabile, è molto bello, quindi insomma ecco, questo è un altro punto. Sono percorsi accompagnati o fatti? No, come dicevo, sono facilmente fattibili da soli individualmente, sono simpatici perché tu hai il modo di vedere una città con occhi diversi, da curioso, scoppiazzando un po' quello che erano gli itinerari di Wagner. Oppure appunto uno si può fare una cosa un po' più approfondita chiamando una guida. Ci sono le guide che anche loro hanno studiato i percorsi e quindi vanno proprio nel dettaglio. Per esempio, non lo so, lui amava spesso fare la pausa in Piazza San Marco e andava in uno specifico che è famosissimo bar, che è l'Avena, dove per esempio lì lui era solito consumare un tè con un bicchiere di cognac e chiacchierare con il proprietario. Un'altra cosa che per esempio a lui piaceva molto fare era passeggiare per la riva degli Schiavoni, arrivare fino ai giardini. Una volta i giardini c'erano anche degli animali, per esempio fece fare a cavallo il giro a suo figlio, c'erano dei cavalli, e quindi ecco, per cui rivivi visitando il luogo, rivivi un po' le emozioni e quello che lui aveva fatto a quel tempo. Ecco, questo veramente lo puoi scoprire quando non c'è tanta gente, nei momenti magari più tranquilli di Venezia, i cosiddetti fuori stagione, no? Assolutamente sì, infatti questi itinerari sono proprio per dire venite, perché in qualsiasi momento poi Venezia è magica, per cui anche pur vedendo la stessa città ma in diversi periodi dell'anno tu hai un'impressione totalmente diversa, perché dalla nebbia al sole, per cui hai sempre delle emozioni bellissime e fortissime venendo a Venezia. Quindi, assolutamente. Torniamo nuovamente su questa città, sulle opportunità che offre tra pochissimi minuti, secondi.
Allora, ritorniamo un attimo su un argomento che è molto interessante, purtroppo, l'occupazione, direttore. Ma l'occupazione nel mondo del turismo per fortuna tiene, perché questo è un messaggio che vorrei far passare. Nell'area del veneziano il turismo tiene, e quando il turismo tiene significa che se l'economia turistica tiene, tiene anche l'occupazione. Noi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni una situazione di stallo, sostanzialmente non siamo cresciuti ma non siamo neanche diminuiti, e non parlo di presenze, parlo di fatturati, perché l'industria del turismo vive di fatturati e non di presenze. Dall'altro lato l'occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, e quindi al di là di alcune situazioni particolari dove ci sono state delle casse integrazioni e qualche licenziamento, per il resto però mi pare che la situazione tenga. Gli imprenditori sono stati, con una specifica ricerca da parte nostra monitorati, hanno detto che hanno intenzione di assumere. Certo che se la situazione dovesse modificarsi, si modifica anche l'intendimento dell'imprenditore, e questa situazione politica che si sta creando indubbiamente crea le premesse anche per una situazione di stasi economica piuttosto difficile anche per il turismo. Ecco, quello che le chiedo un po', è una domanda un po' politica, però voi vi siete anche espressi in questo senso. No, siamo un'associazione sindacale, quindi anche esatto. politica, evidentemente. Voi che istanza fate adesso alle forze politiche in campo, perché ogni categoria produttiva ha fatto in campagna elettorale agli candidati e continua a fare precise richieste ben importanti, pressanti, alla luce di una situazione che non è delle migliori. Appunto lei ha detto stallo, guardi, però noi cosa ci siamo principalmente? adeguati alla nostra Federalberghi Nazionale, un decalogo, 10 richieste, senza andare a dire tutte e 10, posso dire uno, la sburocratizzazione, perché la burocrazia è un costo, dall'altro lato una diminuzione della pressione fiscale, quando sarà possibile farlo evidentemente. Qual è l'aspetto della pressione fiscale che incombe maggiormente su di voi? Beh no, le imprese pagano, voglio dire, le tasse sono aumentate per tutti, sono aumentate anche per gli imprenditori, evidentemente i nostri imprenditori. Per un imprenditore alberghiero è ben difficile evadere il fisco, non è il nostro caso. Come si fa? Non gli si dà la ricevuta fiscale, è evidente quindi che anche la tassazione personale pesantissima incide su questo, e poi l'IMU è stata una cosa, adesso poi ci sarà anche la TARES. La TARES, la imposta sul smaltimento rifiuti, che verrà aumentata moltissimo, l'IMU è stata aumentata in maniera esponenziale. C'è uno studio della CGA di Mestre che dice che la categoria alberghiera è stata quella più penalizzata dall'IMU. A Venezia dico ancora di più, perché mentre gli stabili storici erano una volta esonerati sostanzialmente dall'ICI, non sono stati esonerati per niente dall'IMU, quindi l'aumento è stato a volte anche del 1000%, e quindi cifre veramente spaventose. Ha detto questo, la sburocratizzazione, la diminuzione del fisco, e dall'altro lato regole chiare anche di ingaggio sul mercato, perché è evidente che ad esempio nel discorso di internet è vero che la rete è una grande vittoria per tutti, perché tutti possono dire quello che vogliono, ma non si può superare il limite della diffamazione. Il caso tipico è quello di TripAdvisor. Ed ecco, entriamo in questo discorso, in modo particolare che cos'è che voi lamentate? Dopo sentiamo anche lei che si occupa di promozione. TripAdvisor è un portale in cui chiunque può tranquillamente entrare e lasciare giù un commento. Questo nel bene e nel male, nel senso che se da una parte uno dice beh, ma è giusto che uno che ha soggiornato lasci la propria impressione, sì, però è vero anche che può lasciarlo anche chi non ha soggiornato o chi non ha mangiato in quel ristorante, per cui spesso vengono lasciati dei commenti molto di parte o poco veritieri. Non so, faccio un esempio. Chiedi se vogliono la camera a 2 letti o letti separati, ti viene detto che non sei gay friendly, da lì vengono fuori i commenti negativi. Purtroppo noi dipendiamo tantissimo dalla graduatoria dei commenti, perché ovviamente più commenti positivi hai, più alto sei in graduatoria. E il problema è che adesso non tutti sanno che comunque TripAdvisor, cioè l'utente finale, chi utilizza questi portali, non sanno che loro mettono, non è poi vero che è tutto così libero, perché per essere in graduatoria chiedono agli albergatori un contributo, quindi alla fine la graduatoria non viene data solo dal commento del cliente, ma anche se decidi di dare o meno un contributo economico, e allora non è più libero. Assolutamente, però ad esempio se uno ha già fatto la sua scelta alberghiera, ha puntato su quello, dopo guarda e fa la verifica su TripAdvisor, li vede più o meno il gradimento o meno, ci sono addirittura vedi le foto e quant'altro, quello può essere realistico.
Le foto sì, possono essere realiste, sì, assolutamente sì, però ripeto, a volte io parlo anche proprio per un'altra categoria che non è la mia, però io ho molto a cuore questa cosa, perché non trovo giusto che, per esempio, il ristorante vicino al mio, faccio un ristorante così, uno dice non è di parte, il ristorante a fianco al mio non ha clienti e lascia scritto dei commenti negativi sul mio, invece dove io lavoro con, insomma, con serietà, dando il meglio esatto, allora io dico perché non viene messo un ecco, qui vediamo TripAdvisor. Vengono messi dei paletti, per esempio, forse ecco, non so se si riesce a spostare proprio sulla graduatoria, si vedono anche che ci sono dei segnalini dove viene data la preferenza in base, e quello ci dà l'indice se l'albergo ha dato o no un contributo, perché ti segnalano come preferito, come ti mettono... vabbè. Però sì, penso che magari la persona un po' accorta fa attenzione a questo. Sì, però non sanno, se io ti dico è gradito, certo. Dall'altra parte, insomma, a meno che non sia proprio del mestiere, che non faccia l'albergatore, difficilmente può sapere che il gradito è perché l'albergatore ha contribuito economicamente al posizionamento. Bisognerebbe avere un po' di chiarezza, magari un esplicativo al riguardo. Perché, ripeto, era nato probabilmente con tutte le buone intenzioni di lasciare libero accesso a tutti di poter scrivere. Ecco, già per esempio un altro portale, che anche quello è un po'... che è Booking, però quantomeno lì per dare il commento devi rilasciare il codice di prenotazione, per cui e soprattutto riesci a risalire per poter dare una risposta a chi ha soggiornato, perché a volte ci si trovano con dei commenti fortemente denigratori e non hai la possibilità di rispondere, perché tu dici sì, ma chi sei? Cioè, da un semplice indirizzo mail non si può risalire al cliente che ha soggiornato, e quindi non si può neanche dare la propria versione, perché sì. Per cosa dice al riguardo? Noi vendiamo prodotti web e quindi non sono di norma contrario alle recensioni, perché evidentemente nel mondo in questo mondo ormai il mondo va da quella parte ed è giusto, noi partecipiamo a fiere del settore, a convegni dove effettivamente il mondo dimostra che vuole questo e quindi bisogna darglielo. Sono però d'accordo con loro sul fatto che bisogna essere un pochettino più onesti. Credo che non sia sufficiente che all'inserimento di una recensione basti scrivere attenzione che le recensioni false sono punibili a norma di legge, chiunque può inserire quello che vuole. Sappiamo anche che ci sono delle società che lo fanno non tanto per favorire il proprio cliente, quanto soprattutto per sfavorire gli altri, il competitor, che credo sia la cosa più brutta in assoluto in un mondo che invece dovrebbe fare della competizione il proprio cavallo di battaglia, e quindi io ritengo che questo sia un pochettino un errore grave. Giusto andare a vedere TripAdvisor, credo che alla fine nella media le recensioni che ci sono siano anche sostanzialmente abbastanza corrette, però ogni tanto si vedono delle cose, delle cadute nella linea media dell'esercizio, dell'albergo piuttosto che del ristorante, ogni tanto vedo delle cadute abbastanza importanti, oppure delle salite che trovo abbastanza anomale. Sì, no, quello senza dubbio. Comunque secondo me ormai chi si avvale di questi strumenti, quindi l'abituato a navigare, perché poi chi ci ascolta sono persone che molte volte invece, come ci scrivono, non hanno grande dimestichezza con il web, preferiscono modalità televisive, oppure ci chiedono ma perché non ci sono più i cataloghi, molto più pragmatici. Chi invece disdegna altri mezzi come la televisione o il cartaceo e si avvale esclusivamente di questi strumenti in via esclusiva, quindi non si avvale di altro, neanche più delle agenzie eccetera, ha ormai capito quali sono anche i messaggi che tendono troppo verso l'alto, troppo il basso, perché diventa abbastanza intuitivo secondo me, ormai chi ha dimestichezza, e se uno si fa proprio abbindolare. Temo però che questo sia un ragionamento, se mi passa il termine, un po' tanto italiano, nel senso che all'estero in realtà questo è visto in un altro modo. Gli americani per esempio fanno di questo tipo di attività il loro cavallo di battaglia, loro sono convinti, perché loro anche forse in modo onesto non andrebbero mai a parlare male del competitor, perché hanno una mentalità completamente diversa. Però ecco, noi per esempio nel nostro portale
stiamo inserendo il prossimo pacchetto, che sarà proprio quello delle recensioni, che prevede che il cliente lasci i suoi dati in modo chiaro e inequivocabile, che dia tutte le informazioni sul suo soggiorno, e quindi dovrà dire addirittura in che camera ha soggiornato, quindi. E soprattutto le sue recensioni saranno filtrate in modo che siano solo ed esclusivamente oggettive. Ma chissà quanti lo faranno, poi riusciranno più le loro osservazioni. Noi ci proviamo. Beh, però nella mia esperienza di direttore una delle cose che faccio è risolvere gli eventuali reclami. Sono stato male dall'hotel Claudio Scarpa, scrivo al direttore dell'AVA e devo dire la verità che ho una percentuale di risoluzione che è pari al 100%, nel senso che ormai con una tecnica assodata prima scrivo e mandando un piccolo dono evidentemente, anche perché se uno si è sentito male, ma poi vado a verificare molto spesso al cliente se gli si spiega: caro amico, tu sei andato in un hotel a 2 stelle, quindi non potevi pretendere che ci fosse il phone, perché il phone ce l'hai solo in una categoria superiore, dico un caso che mi è capitato, è evidente, questo lo capisce, poi alla fine la ringrazio di avermi spiegato. Ecco, allora in questo manca in TripAdvisor il dialogo, e non solo, ma se uno poi spiega, guardi che ha sbagliato, rimane lì per sempre la Assolutamente, cosa. siamo in chiusura. Un'ultimissima cosa, un'altra cosa che volevo dire è che spesso i clienti ci minacciano della serie: se non mi dai questo tipo di servizio, certo, questo è un altro strumento. Ne parleremo ancora magari anche con ulteriori elementi che sono sempre molto interessanti. Vi ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione, voi di averci seguito, come sempre appuntamento alla prossima puntata.